Scusateci, risarciremo i danni. L'epilogo della storia è questo, ma le scuse sono arrivate solo dopo che i carabinieri l'avevano individuati e denunciati. E quanto al risarcimento dovranno mettere mano al portafoglio con un certo impegno, perché rifondere l'amministrazione e i privati dopo aver tappezzato un'intera frazione di un comune di scritte, deturpando edifici pubblici e negozi, costerà e non poco. Il luogo, Castelfranco, la zona colpita, Salvatronda. I protagonisti, in negativo, 6 amici ventenni, tutti residenti in città. Negli ultimi mesi, armati di bombolette, spray e pennarelli indelebili, hanno preso di mira soprattutto nelle vie Centro e Sile ogni cosa potesse diventare superficie per le loro scorribande. Abitazioni, cartelli stradali, esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, cabine elettriche. I carabinieri sono arrivati al gruppo dopo aver ricostruito un identikit dei ventenni e le loro relazioni di amicizia. Poi, sicuri di quanto avevano raccolto, li hanno convocati in caserma. Non ci hanno messo molto a capire che i loro raid erano finiti. È scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ingenti e ancora in via di quantificazione i danni complessivi e i costi di ripristino delle superfici imbrattate. La maggior parte dei ragazzi ha riconosciuto la gravità dei gesti compiuti, chiedendo di potersi scusare con i proprietari degli immobili e mostrandosi disponibili a risarcire i danni. Il loro obiettivo era lasciare il segno. Ci sono riusciti in modo inverso. Il segno che lasceranno è quello sulla loro fedina penale e sul loro conto in banca.